I mesi estivi chiaramente sono sempre quelli più sensibili rispetto al flusso di migrazione irregolare che passa sia dal Mediterraneo che dalla rotta balcanica, questo è ovvio, però devo dire che quest'anno abbiamo avuto dei numeri in miglioramento rispetto allo scorso, in netto miglioramento rispetto allo scorso anche nei mesi già monitorati, quindi vediamo come andrà, dobbiamo sicuramente rafforzare il più possibile i controlli e evitare gli ingressi irregolari. Controlli dei confini, gestione dei flussi di migranti dalla rotta balcanica, con una speranza che l'impennata dei numeri che avviene ogni estate non pregiudichi la tenuta del sistema. Anche di questo si parlerà domani a Gorizia nel vertice trilaterale fra i ministri dell'interno di Italia, Slovenia e Croazia in prefettura, dove è prevista anche la riunione per fare il punto della situazione sul tema sicurezza e ordine pubblico in vista dell'estate. In regione, infatti, arriveranno anche nuovi rinforzi delle forze dell'ordine per presidiare soprattutto le aree turistiche del Friuli Venezia Giulia. Questo ovviamente sarà il Ministro che farà l'ordine del giorno del tavolo di domani, ci incontreremo ovviamente sicuramente per discutere della collaborazione, soprattutto perché poi ricordo che c'è il trilaterale, appunto, oltre il Comitato Ordine e Sicurezza di Gorizia faremo il trilaterale con Slovenia e Croazia per ovviamente rafforzare la collaborazione. Questione di giorni invece lo sgombero del Silos di Trieste. Per quanto riguarda Silus c'era un allontanamento con relativo trasferimento di chi è presente irregolarmente in quella struttura, dove verranno portati in struttura dove potranno ricevere l'assistenza, non come avviene nel Silos, e quindi su questo penso che sia un passo avanti importantissimo dopo decenni di abbandono di fatto di quell'area. Per quanto riguarda il resto è chiaro che la possibilità di fermare gli ingressi regolari comporta anche la maggior possibilità di trasferimenti dal nostro territorio, perché vuol dire che negli altri territori le strutture sono libere, quindi possono essere utilizzate per trasferire chi è entrato regolarmente nella nostra regione.